è buona come frase per strappare degli applausi, è una frase meno buona per governare ed approcciarsi ai tavoli. Però ai tavoli ci viene Alberto Stefani e ci viene il direttivo regionale, quindi mi preoccupa relativamente, anzi non mi tange. Si dice tranquillo il numero uno dei meloniani in Veneto, ma è chiaro che un certo fastidio serpeggia tra le file di Fratelli d'Italia. Quel meglio soli che male accompagnati in chiave regionali pronunciato da Mario Conte dal palco di Santa Caterina, con applauso dei leghisti annesso, non è certo passato inosservato. Anche se De Carlo è lapidario nel declassare il peso specifico del sindaco di Treviso, nonostante il seguito del primo cittadino e presidente di Anciveneto. È una frase facile da dire in un momento come questo, chi invece ha ruoli di responsabilità sa che non è propriamente così, perché da soli non si vince, né che uno si chiami Lega, né che uno si chiami Fratelli d'Italia, tantomeno uno che si chiami Forza Italia. Che qualcuno voglia aizzare la folla per strappare qualche applauso ci sta, soprattutto quando non riveste ruoli apicali, è normale lo si faccia. Chi invece riveste ruoli apicali è chiamato, come sottoscritto, come Alberto o come altri, ad avere una visione un po' più, diciamo così, pragmatica. Come dire, io tratto con Alberto Stefani, con il quale il dialogo resta su un altro livello. Ho apprezzato le parole del segretario Stefani, come sempre persona equilibrata che deve tenere un po' anche lui i fili di una base che magari, come è normale, pensa e vuole dare continuità al governo di centrodestra con un leader della Lega, e invece chi sa che queste questioni saranno trattate non solo in un'ottica generale, ma anche tenendo conto dei risultati elettorali degli ultimi anni. Insomma, Fratelli d'Italia ribadisce la partita per la guida di Palazzo Balbi è apertissima ed è questo in fondo il problema nel centrodestra. Un nome serve e la Lega lo vorrebbe entro la fine di luglio, ma per De Carlo è più probabile che si attenda ancora. Cerchiamo di vedere quando, è chiaro che se si decide di votare ad ottobre il nome dovrà essere fatto prima di settembre. Se la data, come se parrebbe trapelare in via ufficiosa, potrebbe essere la metà di novembre, è chiaro che sicuramente per i primi di settembre bisognerà avere un candidato. E poi c'è l'altro alleato, perché è altrettanto vero che il bersaglio leghista in queste settimane ha più il colore azzurro di Forza Italia, uno scontro che secondo i meloniani va chiuso al più presto. Noi auspichiamo che i nostri alleati vengano entrambi a più miti consigli e che non esistano attacchi di questo tipo, ma anche che esista una collaborazione diversa, ma credo che siano solo questioni irrilevanti al fine del presentare un programma condiviso, una candidatura unica. Quindi credo che quando poi ci siederemo a un tavolo e quando poi tutti assieme remeremo nella stessa direzione non vi saranno più né screzi né altro. Al momento credo che tutti possano riconoscere una posizione di signorilità da parte di Fratelli d'Italia tutta,